Bella ragazzi, siamo tornati in questo nuovo video. Io sono Serpio e oggi siamo in questo nuovo vlog in cui parleremo degli ultimi episodi che ho fatto. Allora, ovviamente non lo so se continueremo a caricare 3-4 video al giorno perché sono veramente tanti, perché onestamente poi perdiamo il controllo, cioè non possiamo caricare 3 o 4 video tutti in un giorno, quindi forse faremo soltanto 2 video al giorno, li caricheremo tutti e due nello stesso giorno, non vi preoccupate, istantaneamente. Allora ragazzi, scrivete sotto i commenti i giochi che possiamo fare, scrivete se possiamo continuare la serie, scrivete se facciamo un cazzeggio oppure il vlog del rischio del gusto, scrivete tutto quello che noi potremmo fare sotto ai commenti. Quindi poi quando avrò Windows, che ora sul computer non ce l'ho ed è anche rotto, quando lo ripareranno e avrò Windows, cioè tipo allora mio fratello torna ad agosto, quando ad agosto, metà agosto, inizierò a fare i video dei seguenti giochi che vi sto per far vedere. Dove stanno? Allora, guardate. Tomb Raider, gioco molto bello che ha fatto anche Favij. Poi GTA Vice City. Poi Rayman scegliete voi, è un gioco bruttissimo per me. Need for Speed, Max Payne, il primo, e basta. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, scrivete sotto i commenti. Ah ragazzi, un minuto prima di concludere, scrivete secondo voi cosa mi potrei comprare insieme alla PS3. Cioè ormai FIFA 15 è finito, quindi non serve comprarselo. Farò la modifica e masterizzerò FIFA 16. Allora ragazzi, scrivete sotto i commenti il gioco che potrei acquistare insieme alla PS3, la PlayStation 3, tipo GTA 5, perché io sì proprio non lo vorrei, cioè GTA 5 è andato incredibilmente superiore al 4, cioè è molto meglio del 4. GTA 5 ha superato tutto, cioè secondo me non potranno fare più di altro su GTA 6, forse la grafica, i villaggi, vabbè, poi vediamo. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, vi saluta Serpio e scrivete un commento, un mi piace, condividete, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, stavo cadendo.